Oggi Santa Lucia, Don Maurizio ha voluto con i suoi parrocchiani offrire in collaborazione con Euroform la cuccia di Santa Lucia. Sì, ogni anno la parrocchia ha voluto vivere questo momento di fede. Stamattina ci siamo ritrovati in parrocchia, abbiamo celebrato la messa e poi abbiamo portato avanti anche la tradizione della cuccia, che per noi siciliani è indispensabile, potrei dire, è qualcosa di bello, dove riunisce la comunità e si vive anche l'agate fraterna. Ho voluto ricordare ai parrocchiani che celebrare la festa di Santa Lucia significa chiedere a questa santa che possiamo avere la vista del cuore in una società che è insensibile, una società che a volte si gira dall'altro lato evitando di guardare veramente il bisognoso, il povero. Ecco, Santa Lucia possa essere per noi quella luce che ci indirizza verso la grazia e ci invita anche ad imitare in un tempo così di tenebre, ecco, la luce vera, la luce che è Cristo Gesù, quella luce che aspettiamo per il giorno di Natale. Don Maurizio, prossimo appuntamento in vista del Santo Natale? Ma adesso ci sono un sacco di attività. Intanto inizieremo la novena del Santo Natale giorno 16, dove ogni sera la comunità sarà coinvolta, vivremo la novena quella liturgica, poi è bello anche con i bambini vivere la novena quella tradizionale con canti siciliani, canti popolari che portano gioia e armonia. Oggi siamo venuti con i ragazzi a affiancare Don Maurizio a offrire la cuccia alla parrocchia. Spieghiamo cos'è la cuccia. La cuccia come viene fatta, ecco, qualcosa di tecnico. Allora, cuccia, Santa Lucia, quindi nella tradizione, non è altro che il frumento cotto con i ceci, e poi mettiamo buccia d'arancia, buccia di limone e alloro. Dopodiché la serviamo con lo zucchero o con il sale, o abbiamo fatto un ristretto di vino e zucchero, come il mosto cotto, però abbiamo fatto il vino cotto. Particolarmente apprezzate considerando che è già finita, non appena servita. Sembra che sia stata gradita.